lavoro tanto sui rapporti, cosa che se lo dici ai veri crossisti ti ridono dietro. Secondo il vero crossista i rapporti non si cambiano mai, li centri e il pilota si adatta. Però negli ultimi anni mi sono spostato ad allungare la rapportatura perché le gare, soprattutto quando fai gare di italiano, sono il canale profonde e sei sempre più lento nelle curve, sono meno scorrevoli, quindi ti serve più prontezza del motore e quindi secondo me bisogna usare la seconda non la terza. Questo weekend Yamaha e amico Walter mi ha preparato il kit GYTR, quindi abbiamo qualcosina di più di motore, anche se non è quello il limite, diciamo, però qualcosa in più non guasta. La pressione idraulica di Valentini, però stiamo parlando di tecnica quando il cavallo sopra non è assolutamente pronto per fare questo livello, e poi dopo l'inverno con questa frattura importante ancora peggio, sono più indietro di 2 anni fa. Però il cross è così, se si vuole ritornare su bisogna fare ore, mesi, gare, prendere delle gran paghe per provare a migliorare, quindi l'ho capita piano piano. Spero tra non molto di avere la pista pronta, quello mi aiuterebbe molto ad avere la pista vicino a casa, avere le condizioni più sensate di allenamento, perché è fatica a trovare le piste in condizioni per imparare. Soprattutto io devo imparare cose che i ragazzi di oggi le mangiano da anni, perché correndo spesso mi trovano spesso, io andando solo ad allenarmi faccio fatica. Step by step. Dai, senza canale sembra anche banale. Ecco, una cosa che mi fa paura è la griglia bagnata da partenza, mai provata e non puoi sapere se ti parte o non ti parte. Vabbè, ottimisticamente andiamo a vedere la nostra posizione. Ottimisticamente da 7. No, 37 no, direi. È un segno. Ottimisticamente potremmo partire qui, gruppo A, o molto ottimisticamente. Postazioni ore 10:35. Mattina purtroppo per paura della pioggia hanno compattato la giornata, quindi le libere con le qualifiche insieme diciamo che non mi aiuta, non avendo ancora feeling. Bisogna fare il tempo subito nel primo turno e sono rimasto fuori per 1 secondo e 2 anche stavolta, ma stavolta forse potevo farcela, ma ho preso la bandiera per 2 secondi, ho sbagliato io e oggi era molto liscia e potevo essere più vicino. Almeno 1 secondo ce l'avevo, ho preso la bandiera scacchi per 2 secondi, speravo di passare e non sono passato. Quindi hai fatto il risultato? Come è andato? È andato? Sì. No, ma è un problema enorme, io sono Ma è strano perché questa è la terza prova del campionato italiano. com'è? Ci danno il gas qua ai 4,5? Andiamo. Quante ne metti visto mancanza di fango? No, ne ho preparata una con 14 lo stesso, anche se non dovrebbero servire però. Ora no, se viene a piovere che potrebbe. C'è la griglia, però
interna del panorama potenzialistico con una vita in MotoGP. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mind it. Yeah, I got that shit doing. If she took the thing off and bring it around, going at it, tell her more. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. I'm saying that. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. I'm saying that. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, hey, back in that bag again. To bring me around your friends, you know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no I ain't adding them. Positions I had her in. You're from the bag, that pussy was splattering. E peccato non aver fatto il gruppo A, ma da un lato non sono così pronto, quindi stare un po' più avanti nel gruppo B, alla fine ho finito quinto, ti dà la possibilità di partire bene, partire in una posizione sensata, provare la partenza, spingere tutta la manche. Ho fatto il mio miglior tempo all'ultimo giro, dai, è stata una bella manche, è logico che bisogna andare a fare il gruppo A. Bene, la pista è un po' anomala, non è proprio preparata da italiano perché ha dato tanta acqua, ha piovuto ieri, se non la compattavano, schiacciavano come hanno fatto ci sarebbero state troppe canali, quindi un italiano un po' anomalo, fermo, però dai, buona prima giornata, vediamo quanta acqua farà stanotte per gara 2. Malino, però non è continuato a peggiorare, mi sono stabilizzato. And you should know that I'm with all the fuckery. Why you sit down and just watch the film? And you should know that Khan got a bottle of Don feeling like Julio Pasadena. Running some M's, going in, back in that bathroom, going in. Dunking on him, just lower the rim. Soul in the pen. No shit, she about me. You know I'm a king. Rolling some dope, sipping some gin. It's always been us, never was them. Back in my bag, non lega tanto la pista, tell them to watch it. scivola Now I solo. ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. Io non lo metterei a fare. If I call it, she sliding. Tell her to mind it. Yeah, I got No, l'unica cosa vantaggio te la dà in partenza. Ah, la partenza, going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oggi sì. Whoa, whoa. I'm saying less. I'm back Dai, in that iniziamo. bag again. Yeah, yeah. Se abbiamo tempo mettiamo. I'm back in that primo. Io appoggio, anche un po' più dritto. Era difficilissima, ma è difficile fare il doppio quando giri? Cioè perché deve essere dritto. Il gruppo B, fra poco in pista, 20 minuti più dei giri. Che è successo? Il solito limite degli avambracci ma molto più amplificato. Vabbè, c'erano condizioni difficili, il motocross è questo ed è normale avere alti e bassi. Però mi aspettavo meglio e peccato. Mi sono fermato perché non dovrei neanche correre con l'amministrazione del polso e andare a rischiare per il 10° posto, non aveva senso. E rischiavo proprio anche nei salti, non avevo più il controllo del gas. Non è il momento di prendersi dei rischi ulteriori, quindi non aveva senso continuare. Peccato, però dai, devo mettermi a posto, devo allenarmi, devo essere più pronto, però stiamo prendendo queste gare come allenamento, non è mai bello stare così dietro e avere tutti questi limiti di avambracci, ma non c'è da fare, il motocross è così e bisogna lavorare, bisogna avere pazienza, cosa che è difficile avere. A questo punto andiamo a lavare tutto e andiamo a vedere il gruppo A che ci dà del gas, spero ci divertiremo. Comunque bello.